Ragazzi, chi ci crediate o no, ho giocato a scacchi contro Anand e oggi vi voglio presentare la mia partita. Ebbene sì ragazzi, in questo foglietto ho la mia partita perché sapete che nelle partite da torneo vi dovete segnare le mosse e io spero di inquadrare, ero talmente emozionato che praticamente spero di inquadrarlo, non so se si vedrà mai. Stavo scrivendo il mio nome nella sezione del torneo, se non si vede poi ve lo faccio vedere in sovraimpressione, quindi torneo, ho scritto il mio nome, Salerno e ho dovuto cancellare, ero veramente emozionato. Ok, allora in realtà non ho giocato contro Anand, il campione del mondo, ma contro un omonimo, anche lui di provenienza indiana, un certo Peter Anand. Stavo facendo questo torneo settimana scorsa e a un certo punto mi ritrovo a giocare contro questo giocatore che il cognome è tutto un dire. Allora che cosa si fa? Solitamente quando si gioca nelle partite da torneo, soprattutto se giochi magari una partita al giorno, quindi hai tutto il tempo per prepararti e per studiare, vai a cercare informazioni sul tuo avversario, vedere chi è, cosa ha fatto, che tornei ha vinto, che aperture gioca, eccetera, eccetera. Quindi vado su Google e scrivo Peter Anand. Prima cosa cerco il suo Elo Fide 1949, quindi un avversario molto tosto e soprattutto andiamo a vedere, non so, per esempio l'ultimo torneo che ha fatto a maggio del 2023 ha guadagnato 80 punti, porca vacca, andiamo a vedere contro chi ha giocato. E se andiamo a vedere, tadadadan, qui c'è scritto 1, quando c'è scritto 1 vuol dire che ha vinto, quando c'è scritto 0 vuol dire che ha pareggiato. In questo torneo le ha vinte tutte e non mi impressiona tanto che abbia vinto contro 1400, 1300, 1500, mi impressiona che abbia battuto il 2219, qui ha perso contro il 1955 e poi ha vinto contro quasi il 2003, ha vinto contro il 2087, ha vinto contro il 2066. In quest'altro torneo ha pareggiato contro il 2257. Ecco, vedendo queste cose già mi ero un pochettino impressionato, ho detto cacchiarola, questo qui è uno forte, questo punteggio che ha è un punteggio momentaneo, probabilmente fra un anno questo sarà 2002-2003. In più vado su YouTube e su YouTube compare che è arrivato secondo al Chess School Festival 2023 di Capablanca. Sempre su YouTube gioca il titolo che qui è andato appunto su ChessBase India, c'è scritto Untitled, c'è un giocatore non titolato che non ha nessuna categoria importante. Peter Anand batte il maestro internazionale femminile 2317 punti in un torneo rapido e qui c'è tutta la partita di come lui riesce a batterla. Quindi immaginate già con quale morale sono andato a giocare la partita. È vero che ho giocato col bianco, quindi avevo una mossa in più, ma comunque era molto forte. Non solo, perché se scriviamo sempre su Google il suo nome, scopriamo che lui è, ok, ora non riesco a trovarlo, ma fidatevi perché l'avevo trovato, lui è tra le tante cose campione mondiale under 2000, perché fanno anche i campionati mondiali di categoria e lui è campione del mondo, la persona più forte che c'è al mondo sotto i 2000 punti e è capitata proprio a me. Quindi adesso vi faccio vedere questa partita e commenterò mossa dopo mossa quelli che sono stati un pochettino i miei pensieri. Andiamo. Apro con D4, lui mi risponde con D5, qui a lato ho deciso di tenere la barra di valutazione, quindi potete vedere come sta andando la partita. Se questa barra si colora più di bianco vuol dire che in bianco è in vantaggio, se si colora più di nero vuol dire che il nero è in vantaggio. Qui si può giocare la solita gambetto di re. Decido di optare per cavallo F3. Questa cavallo F3 alla seconda mossa in genere impedisce molti trucchetti, è molto solida e può trasportarsi in molte altre aperture, come per esempio il sistema Londra. Cavallo F6, simmetrica posizione, C4, E6, gambetto di donna rifiutata, G3 e che si entra così nella catalana. Il bianco non vuole sviluppare il solito alfiere in D3 ma lo vuole mettere in G2 dove diciamo da G2 creerà problemi, si spera, su questa diagonale. Il mio avversario gioca la difesa classica, la catalana chiusa, alfiere 7, alfiere G2 e qui C6.
C6 probabilmente non è la mossa più forte che si può giocare contro la catalana, ma è sicuramente una mossa solidissima per giocare contro questo alfiere, perché lo rende veramente cieco. Inoltre, questa mossa ha una sottile idea, nel senso che se per caso ora magari il bianco fa finta di nulla, c'è la possibilità di prendersi il pedone con l'idea di tenerselo. Quindi quella spinta C6 può stare a significare anche questa ricattura, io mi tengo il pedone di vantaggio. Quindi, onde evitare questa, anziché arroccare subito, gioco donna C2. Donna C2 nelle partite di donna è una mossa che si fa quasi sempre, un po' come donna C7 nella siciliana, e la donna dà uno sguardo a questo pedone. In caso di ricattura posso ricatturare con la donna. Arriva a rocco corto per il mio avversario. Prima di arroccare ancora si poteva arroccare, decido di giocare cavallo BD2. Ovviamente non sviluppo il cavallo in C3 perché perderei il collegamento con questo pedone, quindi cavallo BD2 e arriva ora B6 da parte del mio avversario. Questa mossa mi ha un po' spiazzato, è uno sviluppo tipico perché ovviamente questo alfiere non si potrà sviluppare su questa diagonale, quindi l'idea di portarlo in A6 o in B7, però mi aspettavo prima altre mosse, non so, torre 8, cavallo BD7, invece subito B6 e ovviamente questo è un muro fortissimo contro il mio alfiere, questo è un muro meno forte, quindi c'è da fare questa considerazione. Finisco il mio sviluppo arroccando, arriva alfiere B7 e ora il motore qui consiglia come prima possibilità subito la spinta in E4, io decido di prendere la terza scelta del motore che è torre di 1. Torre di 1 creando attacchi a raggi X sulla mia donna, ma soprattutto dopo eventuali cavalli e 5 che sono anche queste mosse tematiche, il mio pedone sarà controllato dalla torre, quindi non volevo lasciare pezzi indifesi, volevo giocare in maniera solida, iper solida. Cavallo BD7 solida anche per lui e adesso arriva la prima scelta del motore E4. Qui bisogna catturare, non si può far finta di nulla perché altrimenti arriva ai 5 e questo cavallo inizia ad andare nelle retrovie, il bianco inizia ad avere veramente guadagno di spazio, quindi qui bisogna catturare. Il mio avversario cattura, probabilmente il mio avversario si aspettava subito una roba di questo tipo che non è avvenuta, una roba di questo tipo con cavallo F6, guadagno di tempo sulla donna e si gioca, ma qui l'ho un po' sorpreso e diciamo che ho sorpreso anche il motore, che ancora una volta gioco la terza scelta del motore. La prima scelta era quella di catturare, terza scelta è cavallo G5. L'idea qual è? L'idea che mi scocciava era quello che appunto dopo questa normale continuazione, è vero che la donna sarebbe stata al centro molto forte, ma lui avrebbe potuto guadagnare un tempo facendomi arretrare la donna. Questo mi scocciava. Mentre con la mossa che ho giocato io posso ricatturare questo pedone con qualsiasi pezzo, ovviamente tutti tranne l'alfiere che è importantissimo, e quindi non avrei così la donna al centro. Questa mossa l'ho sorpreso ed è stato un po' a pensare e questa mossa mi ha dato anche un po' di fiducia psicologica perché per me questo avversario era imbattibile. Il fatto che io abbia fatto una mossa che in qualche modo lo abbia sorpreso, non so, mi sono dato una pacca da solo sulla spalla, pac pac, e mi ha dato quel briciolo di autostima che mi serviva per veramente continuare la partita perché avevo di fronte a me un mostro. H6 per scacciare il cavallo e quindi il cavallo riprende il pedone e adesso qui arriva la mossa donna C8. Donna C8, wow, sono rimasto a pensare un bel po'. Mi aspettavo donna C7, che è la prima consigliata dal motore, probabilmente su donna C7 aveva paura in futuro alfiere F4 che rompeva le scatole alla donna e quindi credo che abbia scelto di giocare donna C8 che comunque, ok, era la seconda del motore, adesso è diventata la prima, ok, è la prima mossa del motore. Qual è l'idea di donna C8? Io credo che sia semplicemente quella di tenere l'alfiere e quindi questa roba qui. Boh, si potrebbe sostenere la spinta C5, ma credo che l'idea principale sia sostenere l'alfiere e togliersi dagli attacchi della mia torre. Mi aspettavo donna C7 far comunicare le torri, donna C8 mi ha sorpreso, ma a quanto pare è la prima scelta del motore. A questo punto devo capire che cosa fare, c'è qui un bel alfiere chiuso, quindi decido di giocare B3 con l'idea di metterlo in B2 e questo alfiere poi potrà avere una buona diagonale e arriva per lui la spinta in C5.
Ok, ora si minaccia la cattura di questo pedone, posso scegliere se catturare, ma dopo la cattura li potrei rendere attivi i pezzi, no? Cavallo C5, dopo vari cambi alfiere in C5, l'alfiere è fortissimo, esempio, questo è quello che ho calcolato nella mia mente, roba di questo tipo, e iniziano ad esserci attacchi di questo tipo, cioè qui subito inizierebbe a rompermi le scatole in malo modo, no? Quindi vedendo questa continuazione che non mi è piaciuta tantissimo, decido di giocare alfiere B2. Comunque sviluppo il pezzo, in caso di cattura posso ricatturare con l'alfiere. E infatti la partita va proprio così. C per D5, alfiere e qui arriva cavallo per E4. Un po' di semplificazioni. Ancora una volta bisogna decidere che cosa fare. Bisogna scegliere tra la cattura di cavallo e la cattura di alfiere. In caso di cattura di alfiere e cattura, ancora una volta avremmo avuto... ops, no, aspetta, in caso di cattura d'alfiere, cos'è che mi ero segnato? Ok, scusa, in caso di cattura d'alfiere c'era per esempio cavallo F6. Cavallo F6 costringendomi alla ritirata. E in caso di ritirata, e qui il nero secondo me avrebbe avuto un buon gioco, no? Quindi, non piacendomi questa variante, decido di catturare invece col cavallo. La cattura di cavallo mi rincuora perché è la prima scelta del motore. Ovviamente, se catturi col cavallo, devi prendere in considerazione la possibilità del tuo avversario di spingere in F5 e ovviamente l'avevo presa in considerazione, ho detto ma se il mio avversario fa F5 è vero che i suoi pedoni poi iniziano a prendere spazio, ma è anche vero che indebolisce il pedone in E6, quindi è così forte la spinta in F5 e infatti il mio avversario gioca F5, seconda scelta del motore. E ora qui sono andato un pochettino in una profonda analisi, perdendo anche un pochettino di tempo, perché in realtà non ci sono molte mosse dove mettere questo cavallo e bisogna capire dove metterlo. La prima cosa che ho pensato è, allora, se ora lui avanza con questi pedoni, si crea il buco in D5. Quindi la cosa più sensata da fare è mettere il cavallo in C3, così in caso di avanzata, esempio, avanza, io tolgo il mio alfiere, gli faccio fare un po' di manovre, non so, robe di questo tipo, potrebbe spingere anche in F3, quello che vuole, però dopo una serie di manovre io ho questo bellissimo controllo sulla casa in D5 e un cavallo messo bene. Questo è il calcolo che avevo fatto. La cosa che non mi piaceva affatto era questa lunga manovra di alfiere che gli avrebbe dato tanta possibilità di acquisire spazio e la vedevo troppo lenta. Per questa ragione in partita gioco ritiro il cavallo in D2. Ritiro il cavallo in D2, che non era una spinta che mi faceva impazzire, con l'idea sempre era che se lui avesse a un certo punto spinto in F4 mi avrebbe concesso la casa in E4, quindi ci piazzo il cavallo, ci piazzo quello che voglio e riesco a bloccare la sua avanzata. In realtà c'era un altro calcolo da fare che lì per lì non mi è venuto. Cavallo C3 era formidabile e dopo la spinta del pedone non c'era solo questa possibilità di manovra che avevo calcolato nella mia mente, ma c'era cavallo di 5. Ovviamente non può catturare questo alfiere perché altrimenti catturo il suo e perde addirittura la regina. Quindi qui che cosa avrebbe potuto giocare? Ovviamente su cattura del cavallo c'era alfiere scacco e qui il vantaggio era enorme. Qui semplicemente che cosa avrebbe dovuto giocare? Torre F7 per tenere la cattura di questo alfiere e ora posso tranquillamente ritirare il mio alfiere. Ecco, qui avrei avuto uno sviluppo che mi sarebbe piaciuto. Qui sarei stato in una posizione confortevole. Purtroppo, ahimè, quando mi sono trovato in questa posizione non sono riuscito a vedere questa posizione. Non sono riuscito a vedere che dopo cavallo C3 questa qui c'era cavallo D5. Mi è sfuggita completamente. E quindi gioco cavallo in D2 che è comunque la seconda scelta del motore. Posizione ancora pari, qui lui dice meno 0,50 per il nero, si sta sbilanciando leggermente a suo favore, ma possiamo dire che tiene ancora. Qui decide di rimuovermi il fortissimo alfiere del fianchetto per prendere anche tempo con la donna e finalmente andare a collegare le due torri con scacco, Reg 1 ovviamente. Bene, arriva ai 5.
prendendo il tempo sull'alfiere che lo devo spostare. Anche qui non ci sono troppe case, si può scegliere tra E3, C3 e B2. Ovviamente su E3 gli vai a dare una mano e ti intrappoli anche l'alfiere. B2 forse è quella che uno giocherebbe distinto, dopo un lungo ragionamento decide di giocare alfiere C3, che è la prima scelta del motore. Alfiere C3 perché qui ci sono giochini come spinta del pedone in B5 con inchiodatura sulla donna, quindi onde evitare a lui di fargli questi favori, di creare tensioni, gioco alfiere C3 e quindi non ci sono più inchiodature di questo tipo. Torre A va in D8 per il nero e a questo punto insomma bisogna prendere un po' di decisioni. Ovviamente se giochi torre in D8 è perché vuoi iniziare a giocare sulla colonna D, quindi decido di giocare cavallo F1, seconda scelta del motore, con l'idea di andarmi a controllare la casa in D5 con la mia torre e raddoppiare. Questo era semplicemente il mio piano, cioè quando ho giocato cavallo F1 ovviamente devi pensare a che cosa succede dopo F4 e devi iniziare a calcolare bene. Gioco cavallo F1, lui gioca F4 e a questo punto qui la partita prende una piega diversa. Qui gioco, ok, prima mi sembrava di averla vista il motore ma ora non c'è più. Qui ovviamente bisogna calcolare, ovviamente quando lui catturerà così non si cattura col pedone F ma si cattura col pedone H, poiché se vai... Ok, ora supponiamo che il bianco faccia una mossa inutile, dicevo sulla cattura non si può catturare con F perché gli apri totalmente la colonna, gli apri possibilità di scacco, il tuo re è un disastro, quindi ovviamente nei miei piani avevo calcolato di catturare in questo modo, avevo calcolato anche di catturare col cavallo ma non avrebbe tolto il problema su F2, l'indebolimento su F2, quindi tanto vale tenere i pedoni uniti e ovviamente avevo calcolato di questa pressione qui in questo modo. Questi erano i miei calcoli mentali, quindi siamo in questa posizione, ovviamente devi chiederti non solo che cosa vuoi fare tu ma che cosa vuole fare il tuo avversario, quindi lui, il mio avversario, vuole catturare alfiere C5 e poi andare ad attaccare il mio punto che è rimasto debole in F2, che mi viene anche un pochettino difficile sorreggerlo. Ho pensato ovviamente anche ad alfiere E1 ma ovviamente l'ho ritenuta troppo passiva, motivo per cui gioco torre D5. Torre D5 sbilancia la posizione, guarda come la barra si sta colorando di nero, sembra una posizione ottima per questa torre, blocca la regina, quindi eventualmente il mio re potrebbe andare in futuro anche in G2, possibilità di raddoppio di torri e possibilità di cambio di pezzi. Qui sarei stato felice di cambiare i pezzi perché sentivo di essere in leggero svantaggio, quindi è la mossa che avrei voluto, che ho giocato e ovviamente ho pensato in caso di alfiere C5 gioco B4 e ho calcolato che cosa sarebbe potuto accadere su la cattura. Adesso andiamo a calcolare tutto bene. Qui il motore invece di torre D5 consiglia torre D2 per dare uno sguardo a questo. Ancora una volta l'ho pensata, ma ho pensato anche un'altra cosa. Quando lui un giorno arriverà a giocare alfiere B4, poi toglie il cavallo e mi cambia le torri, quando mi cambia le torri io non ho più il difensore su F2. Oppure se io raddoppio e vado a cambiare le torri io non ho più il difensore su F2. In realtà questi sono quelli che noi chiamiamo i fantasmi, perché sono diciamo un po' paure che non ci sono in realtà. Non ci sono questo tipo di paure, anche perché in realtà poi dopo il cambio qui, in realtà lui ha anche la torre inchiodata, quindi in realtà torre di 2 funzionava bene, non l'ho giocata. Ho pensato che fosse più attiva una torre in D5 per raddoppiare. La partita va così e lui, il mio avversario, accetta la sfida, accetta di giocare alfiere C5 sapendo che poteva arrivare B4. Ora, qui sono tutti calcoli a mente che devi fare, ovviamente non puoi muovere i pezzi per cercare di capire come va la cosa, ma ti invito a fare i calcoli che ho fatto io nella mia mente. Qui ho detto, gioco B4. Gioco B4 perché voglio che questo alfiere se ne vada da questa fastidiosissima diagonale. Quindi, se gioco B4 se ne va, onestamente sono felice. Anzi, perde addirittura anche magari questo pedone qui perché ho torre e alfiere. Se gioco B4 e mi gioca l'intermedia pedone per G3, bisogna calcolare bene cosa succede dopo cattura di alfiere, intermedia pedone scacco e qui
scacco il re può andare solo in due zone, o su questa casa chiara o su quell'altra casa chiara. Ma dentro di me ho detto, vado con re in G2 e lui non può giocare donna C6 scacco perché c'è la mia regina. Quindi mi sono messo lì, ho rifatto il calcolo diverse volte. Gioco B4, cattura, cattura l'alfiere, cattura il pedone scacco, re G2, arriva donna G6 non può farla, quindi avrò un pochettino modo di risistemarmi. Comunque ho un pezzo in più, anche se in futuro, che ne so, gioca cavallo F6 per prendermi la torre, ok, prenditi la qualità, ma comunque c'ho un pezzo in più, anche se lui ha due pedoni di compenso. Quindi decido di accettare questa cosa. Ancora una volta il motore dice, guarda che torre deve andare in D2 a difendere questo punto, ma qui ho deciso di giocare B4. Quando tu giochi una mossa di questo tipo e giochi B4, stai andando a sfidare il tuo avversario su chi ha calcolato meglio. Ho detto no, secondo me ho calcolato meglio io. E quindi la partita prosegue in questa continuazione. F per G3, pedone per alfiere, pedone per F2 scacco e, secondo i calcoli, re G2. Qui ho detto, secondo me ha calcolato male. È vero che ora si trova un pedone molto avanzato, conto di ricatturarglielo prima o poi, non so, cavallo E3, torre F1, in qualche modo conto di catturarglielo, e qui arriva cavallo F6 subito. Cavallo F6 ovviamente giocando sulla torre che è inchiodata, ma questa torre è abbastanza sopportata. Qui il motore consiglia torre di 1, decido invece di giocare cavallo E3, sia per sostenere la torre sia per evitare i salti di questo tipo di cavallo, ma hai visto che dopo cavallo E3 la posizione è totalmente crollata. Torre di 1 teneva un pochettino, cavallo E3 crolla. Lì per lì non ho visto questo grande disagio, lui gioca cavallo per D5, era più precisa la cattura di torre secondo il motore, pedone per, gioca torre per, e ora a questo punto, dato che si minacciano gli scacchi di scoperta sul mio re, quindi anche una semplice torre di 2 mi farebbe perdere la donna, decido di giocare la prima del motore, anche se la partita è ormai compromessa, ma ti dico, lì per lì non la vedevo così male, soprattutto dopo aver giocato donna B3. Allora, qui devi ovviamente calcolare. Donna B3 questa volta sì che lascia la possibilità alla sua donna di dare scacco, ma ho fatto le mie seguenti valutazioni. Ovviamente quando calcoli c'è il rischio, soprattutto ai miei livelli, di sbagliare calcolo. Quindi donna B3, inchiodo la sua torre che è attaccata due volte, quindi male non può fare. Quindi ho calcolato donna B3, donna G6 scacco, se penso di andare qui mi arriva torre qui e prendo matto, quindi su questa qui donna scacco devo andare in F1 e in F1 in realtà finiscono un po' i suoi scacchi, dentro di me ho pensato. Ho pensato male, ma ho pensato un po' male, perché in realtà c'è anche la possibilità di scacco in D3. Però ho sempre pensato che lui non potrà mai catturarmi il cavallo, altrimenti perde la torre. Questi sono un po' i calcoli che ho fatto. Quindi donna B3, donna G6, re F1, donna D3, vado via col re e ritorno se vuoi in G2. È vero che c'è questa possibilità di promozione, lo posso catturare col cavallo, con la torre. Insomma, nella mia testa ero salvo. Quindi parte donna B3. Arriva donna C6 scacco, arriva obbligata ovviamente se vado in H1 non l'ho neanche presa in considerazione, ma secondo me c'era la morte, donna E4 con cose brutte, insomma, no? Qui cosa c'è? Qui c'è il matto, promozione, tac e tac. Quindi non l'ho minimamente presa in considerazione. RF1, che è la prima scelta del motore, per fortuna, mi sembrava quella che tenesse un po' di più. Arriva lo scacco di donna in D3 e dopo il re G2 arriva la promozione. Bene, il mio avversario ha due donne sulla scacchiera, una ovviamente deve sparire. Ancora una volta bisogna pensare come catturare, col cavallo o con la torre. Il problema è che nessuna delle due ti tiene in vita, perché io dentro di me ho pensato, allora questo cavallo lo voglio tenere qui, perché finché il cavallo è qui io ho la possibilità in futuro di prendermi una torre secca o comunque un pezzo in più. Se tolgo il cavallo, questa torre rimane qui, non gioca, invece io ho bisogno di far giocare tutti i pezzi, e ricordiamoci che su torre qui
Se cattura il cavallo, io ho intermedia a scacco, cambio i pezzi, sono felice. Quindi questo è il ragionamento che ho fatto. Mi conviene catturare con la torre. Questo è quello che ho pensato. In realtà il motore dice che è meglio catturare con il cavallo e adesso capirai il perché. Sulla cattura di torre, il mio avversario gioca lampo proprio all'istante. Ora qui c'è un matto in 9 mosse. Gioca questa mossettina qui che onestamente mi era totalmente... Non l'avevo vista, non l'avevo vista. Mi ritrovo sempre molto complesso vedere questi passetti di donna di una sola mossa. Una volta si immagina che la regina fa sempre robe inutili e invece a volte la regina ti fa quel passetto che è un disastro. Scacco. Qui era d'abbandono, però ho provato a giocare comunque. Qual è il problema di questo scacco? È che se il re si allontana in qualche modo dalla torre, si può prendere la torre, ma il vero problema è che se ora salgo su in terza traversa, lui si prende il cavallo con scacco. Questo è il problema. Se scendo giù, vediamo, non l'avevo se scendo giù prende sempre il cavallo con scacco e se va qui arriva addirittura il matto. Se vado qui arriva scacco matto. Tac, 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 matto. Quindi in realtà ovunque io vada, che vado qui o che vado qui, mi prendo lo scacco e si piglia il cavallo. E il problema è che se perdo quel cavallo ho veramente perso la partita perché questo cavallo mi aiutava a dare una mano qui. Provo a giocare. Re H3, donna per cavallo scacco, re in G2 e ancora una volta questa regina maledetta. Donna in E2, scacco. E ora se io mi allontano, ovviamente perdo la torre. Per esempio, re qui, e ora magari c'è donna qui o torre qui. Però ovviamente la regina ha 1000 risorse e il mio avversario gioca donna di 3 tenendo la sua torre, perché il problema era appunto che dopo un'eventuale ricattura io mi sarei rifatto su una sua torre, comunque la situazione era improponibile. Proviamo a vedere, io credo che era abbastanza improponibile questa situazione, era comunque improponibile, ma almeno avevo un barlume di speranza. Lui toglie fine a tutte le mie speranze con donna in D3, tiene la sua torre, scacco al re e ovviamente mi permette questo e quindi abbandono. Ovviamente la partita sarebbe potuta continuare con re in G2, donna F1 scacco, re G3, donna F3 scacco, re in H4, torre in F4 scacco matto. Quindi insomma me ne vado in camera arrabbiato fino a un certo punto, perché comunque io penso di aver giocato, ok, magari non è stata una partita buona, ho fatto diversi errori di calcolo, però lì per lì era quello che potevo fare in quella situazione. Sapevo di giocare contro un giocatore molto forte. Che cosa ho sbagliato? Questa è stata la prima imprecisione, ma nulla di grave. La vera imprecisione che mi ha fatto poi perdere la partita, ahimè, è stato quel torre di 5. Ok, questa è stata una manovra un po' di questo cavallo che c'era la possibilità di andare in D5, ma neanche questo è stato un problema. Il vero problema che mi ha fatto poi perdere la partita è stato torre D5. Questo non l'avrei mai pensato che torre D5 mi avrebbe fatto perdere la partita. Torre D2 la partita continuava con un meno 0,36, meno 0,40 del nero, ma pensare che questa mi avrebbe fatto perdere la partita, lì per lì quando l'ho giocata, veramente non l'avrei mai pensata. Ok ragazzi, spero che questa partita vi sia piaciuta. Ovviamente non è stata una bella partita da parte mia, bella invece da parte del mio avversario che è stato molto preciso, che ha calcolato bene e veramente congratulazioni. Che altro dire? Io penso che ci sia sempre solo da imparare, soprattutto nelle sconfitte, ma soprattutto quando giochiamo contro giocatori più forti di noi, perché è lì veramente che c'è da imparare. Quindi bene, ho giocato contro Anand, posso dire di aver perso contro Anand, quindi ho tutte le scuse del caso. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, nel prossimo video, ciao!